giorni con la Gran Fondo Giglio d'Oro in onore di Alfredo Martini. E allora il sabato, come l'anno scorso, il ritrovo nei pressi della Civica Biblioteca in Piazza del Sapere a Calenzano, grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, per una lezione, diciamo così, ai giovanissimi del ciclismo, ai giovanissimi che naturalmente devono imparare l'educazione stradale. Ecco, questa iniziativa, imparare l'educazione stradale. Questa nasce come iniziativa dai dirigenti della Polizia Municipale, quindi dal dirigente che è la dottoressa Maria Pia Pelagatti, in collaborazione con l'amministrazione comunale, proprio per fare l'educazione stradale per i bambini delle scuole. Quindi questo documento è stato portato alle scuole del territorio, dove praticamente i bambini potevano intervenire, proprio per questo tipo di, diciamo, appuntamento, dove i vigili stessi saranno a capo di questa piccola spedizione diciamo sulle strade del centro, e quindi in quel momento saranno chiuse ed esclusivamente per loro. Quindi è una questione proprio di educazione a quello che vuole essere anche l'atteggiamento e il comportamento da tenere sulla strada per i bambini. Quindi è un modo anche per farli avvicinare e alla bicicletta, ma anche a un'educazione stradale. Quindi grazie alla Polizia Municipale, naturalmente, e grazie all'Associazione Sportiva Dilettantistica Giglio d'Oro che presiedi, per questa sinergia sicuramente importante quando sul tema della sicurezza si parla in pratica tutti i giorni. Si parla tutti i giorni, perché poi i problemi ci sono tutti i giorni, ma mi sembra che si stia predicando al vento, perché tutti i giorni c'è qualche problema e tutti i giorni c'è qualcuno che ci rimette la vita, e questo non va assolutamente bene, perché io credo che ci sia davvero qualcosa che non quadra. Non c'è educazione da parte sicuramente di qualche ciclista, ma anche chi guida le macchine, insomma, qualche volta lascia desiderare. Io un pochino di pazienza in più non credo che guasti, anche perché 10 secondi, un minuto non è che ti cambiano la vita, no? Quindi non credo, dovremmo essere un pochino più tolleranti, e questo vuole essere un messaggio per i bambini, a far sì che abbiano delle attenzioni alla strada, ma delle attenzioni a quello che può essere una cultura anche poi dello stare in bicicletta e sulla strada. Questa 2 giorni ha sicuramente 3 momenti: uno è questo, la lezione di educazione stradale, l'altro è la cena presso il ristorante Carmanini del 500 a Ponte Nuovo di Calenzano, il cui ricavato andrà all'associazione Marina Romoli Onlus, con la quale c'è uno stretto rapporto. È così, Saverio? È così, e credo che sta arrivando, perché sarà presente qui fra, penso, mezz'ora, sarà qua, perché noi vogliamo assolutamente essere in armonia con questo tipo di messaggio. Marina è una di quelle ragazze che, allenandosi sulla strada, ci ha rimesso davvero tanto della sua vita, perché è su una sedia a rotelle, quindi è una cosa assolutamente assurda, come dico io. E noi, diciamo, come società sportiva, ma anche come persone a cui vogliamo bene questo tipo di iniziativa, diciamo, si creano dei proventi per la Onlus di Marina Romoli, perché poi vengano fatte delle ricerche sulla spina dorsale. Quindi tutto quello che possiamo fare lo facciamo, ma deve essere anche un monito, un messaggio a chi vede questo tipo di cose, che uno, insomma, ci deve davvero riflettere. Questo è fondamentale. Saverio, l'8ª edizione della Gran Fondo Giglio d'Oro Alfredo Martini quest'anno capita in un periodo cosiddetto del ponte. Fino all'ultimo ci sono state magari delle difficoltà come il numero di concorrenti, ma sappiamo, poi vedremo i personaggi che saranno con le immagini al momento opportuno, al momento della partenza, ma in arrivo ci sono state proprio negli ultimi giorni numerose iscrizioni, è così? Siamo soddisfatti, tante iscrizioni stanno arrivando, siamo vicini ai numeri dello scorso anno, considerando che questo ponte, anzi di 2 ponti, perché insomma ha un po' creato qualche inghippo, però da un punto di vista del risultato siamo veramente soddisfatti. I partecipanti sono numerosi, i personaggi sono presenti, per cui niente da eccepire, a cominciare da Gilberto Simoni, Walter Santillo, Yuri Chechi e tanti altri che sono presenti, anche perché in questa 8ª edizione noi stiamo rievocando quella che è stata la nazionale azzurra di Innsbruck del 1978. Quindi è una maglia commemorativa, come tutti gli anni facciamo, e in questa occasione si fa proprio una maglia in riferimento al mondiale che Alfredo Martini ha fatto con i suoi azzurri.
Hai ricordato Alfredo Martini, anche con la famiglia di Alfredo Martini, quindi con Milvia e Silvia, le due figlie, e poi naturalmente anche con gli altri familiari, c'è questa grande collaborazione, questa sinergia, perché questa manifestazione nacque quando era ancora in vita Alfredo Martini, che volle proprio accanto a Giglio d'Oro inserire anche il proprio nome. Teniamo a precisare che non è nata dopo la scomparsa di Alfredo, ma è una gran fondo che è nata con Alfredo, perché una delle domande che noi ponemmo fu quella di capire se c'erano delle gran fondo dedicate a lui. Non c'erano, e nella commissione tutti insieme decidemmo poi di fare questo avvenimento riguardo a lui. È chiaro che in questo momento dobbiamo essere anche in accordo totale, e lo siamo, con le figlie di Alfredo, perché giustamente stiamo adoperando un nome di una persona importante e senza il loro assenso sarebbe assolutamente impensabile poterlo fare. Però insomma c'è una collaborazione totale, c'è una collaborazione massima, e pensiamo che questo sia veramente bello per rammentare quello che è stato uno dei grandi maestri di quello che è, non lo so, sia per chi corre, per chi non corre, per tutte le frasi belle che ha sempre detto. Insomma, credo rammentare Alfredo ci viene sempre da sorridere, ma da sorridere per la positività che lui ha sempre avuto con noi e con tutti. Senti, ho visto, per tornare a questa educazione stradale, anche Lapo, Guia e Greta, le nipoti. Sì, Due nipoti e un nipote. Sì, no, è il primo anno che sono presenti, armati di caschetto e bicicletta, per cui vabbè, no, vuol dire che, no, non lo so, stiamo maturando, può darsi, però va anche bene, perché vuol dire che le generazioni nuove stanno arrivando e sono di buon auspicio. Vedere tutti questi bambini qui intorno a noi che gioiscono e che scarrozzano abbastanza in sicurezza con il loro caschetto in testa, credo che questo ci fa felici e ci rende orgogliosi, perché insomma è un po' il loro momento e fa parte della loro crescita. Saverio, per concludere, queste due giornate, quella appunto al sabato con l'educazione stradale e poi la Gran Fondo Giglio d'Oro, hai avuto sicuramente qualche amico, qualche collaboratore, qualche azienda, insomma, che ti ha in qualche maniera dato una mano? Senti, le aziende che hanno collaborato sono tante, ma sono quelle un po' che gravitano intorno a noi, sia per la Gran Fondo che per il Giglio d'Oro. È chiaro che per la Gran Fondo ci sono delle sinergie legate a chi va in bicicletta. Ad esempio abbiamo accanto a noi quest'anno, come sempre, accanto a noi quest'anno Rudy Project e Named, quindi è un grossissimo risultato, perché noi vogliamo proprio dare anche un messaggio sui nomi importanti come Sportful, come altri che poi si guardano dal cartello che abbiamo accanto a noi, ma questo sta a significare che il messaggio che stiamo dando è un messaggio importante. Poi le istituzioni sono accanto a noi, i grandi personaggi, la commissione che è sempre in armonia, quindi credo che da soli non si fa niente. Ma mi preme ringraziare per ultimi e non ultima tutti i collaboratori che ho intorno, perché gli amici che fanno parte dell'associazione sportiva, ho visto che stanotte hanno dormito 4 ore, che insomma non lo so, quando torneranno in bicicletta come se la caveranno, io credo non benissimo. Insomma. Up thinking that I should be happy, but who the hell are you? Everything is said and done, beat and gun, don't you know? Saverio Carmagnini parlava dell'importanza dell'educazione stradale. Allora, visto che abbiamo due rappresentanti della Polizia Municipale di Calenzano, che è comandata da Maria Pia Pelagatti e che non è potuta intervenire quest'oggi, allora chiediamo quanto è importante insegnare l'educazione stradale fin da giovanissimi, da bambini, ma ancora prima di essere bambini. È importante perché l'educazione in generale è importante insegnarla, importante nel settore stradale perché comunque ai fini sempre della sicurezza, noi insegniamo il rispetto delle regole ai fini sempre della sicurezza, quindi del rispetto della circolazione stradale per noi stessi e per gli altri. Insegnati da piccoli, i bambini da piccoli sono proprio spugne che assorbono diciamo, le nozioni che cerchiamo di trasmettergli con la collega, facciamo appunto educazione stradale da tanti anni. Ecco, la Polizia Municipale di Calenzano, a parte questa iniziativa in occasione della Gran Fondo Giglio d'Oro, ma va anche nelle scuole ad insegnare appunto agli studenti?
Sì, noi sono già diversi anni che puntiamo appunto sull'educazione stradale non soltanto nelle scuole del comune di Calenzano ma anche in altre scuole, grazie a un progetto che al quale abbiamo partecipato di Scuola Sicura in Prefettura a Firenze. Noi espandiamo, diciamo, il nostro sapere, la nostra esperienza sull'educazione stradale anche in altri comuni, perché grazie appunto anche alla comandante Maria Pia Pelagatti si punta molto su questo progetto, educare i bambini con la speranza che siano dei buoni utenti della strada da adulti. E avete riscontrato interesse, pur nella giovanissima età, da parte di coloro che vi ascoltano? Sì, fin da piccoli i bambini già dalla scuola materna mostrano proprio interessamento per la figura del vigile, per quello che gli si va, diciamo, a spiegare, e anche i ragazzi della scuola, diciamo, elementare non bastano mai le ore che gli dedichiamo, perché sono curiosi, fanno degli interventi anche giusti, soprattutto anche confrontano il comportamento degli adulti, cioè lo confrontano con le regole che gli diciamo noi, ecco, non troppo. Ecco, quanto ad età, qual è la fascia di età della quale vi occupate nelle scuole? Noi ci occupiamo dei bambini dell'ultimo anno della materna, quindi dei bambini che hanno dai 5 ai 6 anni, l'ultimo anno della scuola elementare, quindi bambini dai 10 a 11 anni, tocchiamo anche l'ultimo anno delle scuole medie qui a Calenzano e poi abbiamo, diciamo, riportato la nostra esperienza anche alle scuole superiori di Firenze e di Scarperia. Quindi, diciamo, espandiamo il nostro progetto anche alle scuole superiori. Ed allora, complimenti, brava, anche alla Polizia Municipale di Calenzano. Ci troviamo allo Start Eventi qui a Calenzano, pronti per l'8ª edizione della Gran Fondo Giglio d'Oro, ricordando proprio Alfredo Martini. È importante proprio Alfredo Martini, il ricordo di Alfredo Martini, dove oggi 400 persone partiranno proprio in onore proprio per Alfredo, perché Alfredo Martini aveva una grande teoria, dove si diceva, dove pensava, e tuttora questo pensiero è rimasto impresso per tanti amanti dello sport: in bicicletta si pensa. È proprio questo il valore di questa Gran Fondo, una Gran Fondo non competitiva dove andiamo veramente a vivere il territorio, dove tutti hanno la possibilità di pedalare in tutta tranquillità, durante la fatica, giustamente, però assaporando proprio anche le bellezze di questo territorio e i prodotti tipici locali, dove veramente questi ristori che sono stati messi a disposizione da patron Saverio Carmagnino e da tutto lo staff del Giglio d'Oro. L'importanza veramente, ripeto, di questo movimento in forte crescita del non agonismo, il non agonismo senza proprio andare avere lo stress della voglia di vincere, perché l'importante è partire qui a Calenzano, l'importante è partire e riuscire veramente a assaporare quello che sono i valori della bicicletta. La bicicletta che è cambiata nel tempo, è cambiata con la tecnologia, è cambiata con tutto quello che voi volete, però sicuramente i principi rimangono sempre quelli come quando il ciclismo è nato. Giustamente la bicicletta è il mezzo più antico per lo spostamento e quant'altro, e il valore qui a Calenzano nella Gran Fondo Giglio d'Oro ancora si sta portando avanti questo pensiero, tant'è che esposti proprio all'interno dello Start Eventi troviamo anche le biciclette d'epoca proprio stanno a significare la storia targata Gran Fondo Giglio d'Oro, ricordando Alfredo Martini. Ma il Giglio d'Oro non è soltanto un pedalato, ma è anche una delle premiazioni oramai rimaste più importante a livello, si può dire, nazionale sicuramente, se non internazionale, perché proprio quest'anno andremo ad affrontare la 45esima edizione del Giglio d'Oro, dove in 45 edizioni sono passate veramente tanti campioni che veramente hanno fatto segnare, hanno scritto la storia del ciclismo, e il Giglio d'Oro ha fatto sì di premiare, e questo è importante dal punto di vista proprio anche amatoriale, ma da quello veramente nel ciclismo che conta, è proprio questo filo conduttore che lega l'amatorialità al ciclismo professionistico e quant'altro.
Sicuramente tanti sono i partecipanti stamattina, benché ci siano tante anche competizioni in concomitanza, però sicuramente gli ospiti, un ospite d'onore che troviamo sicuramente è Gilberto Simoni. Gilberto Simoni che quest'anno è proprio lui che viene proprio a aprire le danze davanti lo start eventi, proprio a prendere questo start. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. Gilberto Simoni sarà proprio lui che partirà davanti a tutto l'esercito targato ottava edizione Gran Fondo ricordando Alfredo Martini. Ma non ci sarà solo Gilberto Simoni, perché troviamo anche Walter Riccomi, troviamo anche Paolo Bianchini, troviamo tantissime veramente presenze come di personaggi che veramente ancora hanno scritto in diversi anni questa storia, una storia importante, ripeto, della bicicletta, di questa voglia di pedalare insieme. Un'idea nata di questa Gran Fondo ricordando Alfredo Martini, nata proprio davanti a un caminetto dove Alfredo insieme a Baroni decise veramente di creare un qualcosa dove si potesse andare fuori da quello che era l'agonismo, e tant'è che la volontà del Giglio d'Oro e tutto lo staff del Giglio d'Oro hanno fatto sì veramente di mettere in piedi questa non la voglio chiamare competizione, ma la voglio chiamare festa. Una festa che oggi 400 persone andranno a colorare il territorio con tutte le diversi colori di queste maglie in onore di Alfredo Martini. E questa la bellezza, quando ci dice che il ciclismo è magia. Oggi a Calenzano sta per succedere questo, e la bellezza del ciclismo non conosce mai limiti, e io vi lascio veramente ora alle interviste e alle immagini, perché sicuramente è una giornata da vivere con il cuore, perché Alfredo Martini avrebbe voluto questo, in bicicletta si pensa, lo risottolineo, e con questo augurio vi do buone immagini. Non poteva mancare Patron Saverio Carmagnini, rappresentante del Giglio d'Oro. È un'organizzazione, lo sappiamo, ma Saverio è ottava edizione, e anche quest'anno, un 2018 targato di qualità e di successo. Assolutamente sì, i numeri sono piuttosto importanti, i personaggi assolutamente ci sono, e quindi diciamo, questo ci permette di fare un'ottava edizione per Alfredo Martini molto, molto bella e molto significativa. Ho detto due parole sull'apertura, ho detto è una Gran Fondo che non si cerca i numeri, ma si vuole la qualità, e questo voglio che tu me lo risottolinei, Saverio, perché è importante. Allora, questo è il nostro obiettivo, è una pedalata non competitiva, pertanto dedicata a Alfredo, ma la non competitività vuol dire che noi vogliamo curare la parte diciamo, sportiva, la parte del territorio, la parte turistica e anche la parte gastronomica, perché diciamo, con noi ai ristori e anche poi al pasta party abbiamo accanto a noi i cuochi della federazione di cui faccio parte, e di conseguenza cerchiamo di dare anche una bella qualità gastronomica oltre che sportiva, e mi sembra assolutamente giusto e necessario. Sicuramente ora lasciamo perdere il pedalato, ma con te c'è tanti argomenti da spaziare, e voglio cascare sulla 45esima edizione delle premiazioni del Giglio d'Oro. Saverio Carmagnini. Questa è a novembre, per cui ne parleremo più tardi, però insomma fa parte del nostro panorama dell'anno. Saverio, noi ti liberiamo e ti ringraziamo. Grazie, buon divertimento. Non poteva mancare nei nostri obiettivi la Marina Romoli. Marina, intanto ben arrivata anche te qui a Calenzano, ormai tappa fissa quando si parla di Gran Fondo Alfredo Martini. Sì, è una tappa fissa ormai, perché vabbè, Saverio è un caro amico e da anni veniamo qui al Giglio d'Oro, specialmente anche quando in autunno facciamo le premiazioni per i vincitori del premio, e quindi ci ritroviamo qui per questa Gran Fondo, e insomma c'è sempre un occhio di riguardo per la Marina Romoli Onlus, che comunque si impegna
su più fronti, da quello della ricerca a quello della sicurezza, quindi è sempre un modo positivo per portare il nostro messaggio e per spronare le persone a donare e insomma, a interessarsi della nostra causa. Sicuramente per chi non conosce la Marina Romoli è veramente pochissima gente non la conosce, però andiamo veramente a descrivere chi era Marina Romoli. Prima eri una promessa delle due ruote perché Marina Romoli pedalava, ok? Sì, diciamo che fino al 2010 ho gareggiato in bicicletta e ho iniziato da ragazzina, da giovanissimo, a G6 e poi insomma fino all'essere professionista, per quanto le donne lo possono essere, ma poi purtroppo nel 2010 ho avuto un incidente perché una signora che guidava un'auto mi ha tagliato la strada mentre ero in allenamento e quindi da quel giorno la mia vita è cambiata radicalmente perché diciamo, ho subito una lesione spinale e questo mi ha causato la paralisi degli arti inferiori e quindi da quel giorno vivo in carrozzina, ma diciamo, non mi sono mai arresa, ho continuato la mia vita, studio, vivo da sola, ma l'impegno più grande è anche questo dell'associazione perché diciamo, il nostro obiettivo è trovare una cura per lesioni spinali, per riportare tutti quelli che come me hanno subito un incidente e hanno riportato una lesione spinale potessero tornare insomma, a camminare e a fare una vita più indipendente possibile. Proprio il 2010 l'incidente, il 2011 subito, se non sbaglio, nasce la Marina Romoli Onlus. Sì, è nata da un'idea, diciamo, della mia ex squadra di ciclismo e da una ragazza che organizzava il Giro d'Italia femminile e all'inizio l'hanno gestita loro e volevano farla per me, però poi io ho detto no, assolutamente no, dobbiamo fare una cosa che sia diciamo, qualcosa di positivo per tutti e deve essere un impegno su più fronti perché questo non è un problema solo di Marina ma è un problema sociale, quindi ho deciso che dovesse essere una cosa per tutti. Sicuramente l'attività della Marina Romoli Onlus è proprio quella di andare a trovare fondi e in che modo? Sicuramente subito poi le immagini ci andranno veramente a catturare anche i vari gadget che te puntualmente ti porti in giro e i ricavati vengono proprio investiti proprio nella Marina Romoli Onlus per questa ricerca, ok? Ma non solo, perché io ho proprio la voce che proprio io sono proprio il protagonista proprio principale oggi, non sapeva che il 5 per 1000 può essere donato alla Marina Romoli Onlus. Sì, diciamo, noi abbiamo diversi gadget che regaliamo quando qualcuno fa una donazione e li portiamo spesso quando andiamo alle diverse manifestazioni, sia organizzate da noi ma anche organizzate da altre persone. E poi diciamo quello che è importante in questo periodo, che è il periodo della dichiarazione dei redditi che tutti dobbiamo fare perché dobbiamo presentare il modulo 2730, sia che siamo persone fisiche sia che siano dei professionisti o delle aziende, comunque la dichiarazione dei redditi è da fare e c'è un modulo apposito all'interno della dichiarazione dei redditi che è dedicato a 5 per 1000, che ricordo che è una cosa diversa dall'8 per 1000, perché l'8 per 1000 può andare o rimanere allo Stato o andare alla Chiesa, invece il 5 per 1000 è diciamo, quella parte di reddito che ognuno di noi può scegliere di donare gratuitamente a una delle associazioni che è riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate e noi lo siamo, scrivendo solamente il nostro codice fiscale e firmando, quindi è una cosa semplice e gratuita e che chiunque può fare, non costa nulla ma comunque per noi è importante perché anche grazie a questo riusciamo a finanziare i nostri progetti di ricerca all'estero. Marina, io risottolineo nuovamente la semplicità con cui fare veramente questa donazione perché proprio te hai visto proprio istantanea, abbiamo mandato un messaggio WhatsApp al mio commercialista, lui mi ha detto mandami solo il codice fiscale e il nome dell'associazione, ecco fatto che è stato istantaneo e tutti i commercialisti proprio in maniera istantanea come o si manda allo Stato o si può mandare veramente alle associazioni, in questo caso Marina Romoli Onlus. Sì, esatto, è semplicissimo, quindi basta, come ho detto prima, scrivere il nostro codice fiscale
che lo trovate sul nostro sito digitando semplicemente su Google Marina Romoli Onlus e vi loggate alla pagina e lì trovate tutte le informazioni. Comunque è semplicissimo, ripeto che è gratuito e i vostri commercialisti sono obbligati a farlo, è una cosa veramente veloce ma importante. Ultima domanda e poi chiudiamo, ti lasciamo libera veramente ai tuoi spazi e impegni. La sicurezza stradale. La sicurezza stradale ti ha visto colpita in prima persona, però veramente il carattere battagliera che avevi sulle due ruote probabilmente ora lo stai ancora tirando fuori, perché stai rilanciando questa lotta sul rispetto delle due ruote, sul rispetto del ciclista, su quel dolce convivere assieme, no? Che sarebbe la cosa più bella. Sì, è una cosa su cui tutti noi ci dobbiamo battere, perché dobbiamo pretendere rispetto, perché la strada è di tutti e questa storia che dobbiamo stare solo sulle piste ciclabili non va bene, perché poi le piste ciclabili sono veramente pochissime e quindi se uno volesse spostarsi in bicicletta anche solamente per andare al lavoro, a scuola, lo deve fare e deve farlo in sicurezza. E può farlo in sicurezza solamente se noi rispettiamo le regole, rispettiamo la vita delle persone, perché a volte quando siamo alla guida nelle nostre auto non ci rendiamo conto che quelli che ci sono a fianco sulla strada sono persone, quindi è questo che tante volte ci dimentichiamo per la frenesia dei giorni attuali. Quindi il nostro impegno c'è, andiamo nelle scuole, abbiamo fatto anche altri progetti legati anche allo sport in generale, come praticate sport in sicurezza nelle scuole, e adesso insomma il nostro impegno continuerà anche al fianco dell'Associazione Ciclisti Professionisti che diciamo, sta portando avanti la campagna del 1,5 metri, perché anche quando si supera un ciclista bisogna stare attenti, come diciamo noi, non bisogna fargli il pelo ma stare un po' lontani. Dal nostro punto di vista invece di ciclisti dobbiamo essere noi a portare primi di tutto il buon esempio, quindi stare sulla destra, rispettare i semafori e anche la precedenza e fare attenzione. Dico io, a volte quando siamo da soli siamo più in pericolo, quindi è meglio che ci vedano e che rompiamo le scatole sulla strada piuttosto che vedere morto un nuovo amico sulla strada. Questo non lo accetto più, perché è successo troppe volte e non deve più succedere. Marina, noi ti ringraziamo e ti liberiamo e di nuovo grazie e appuntamento al 2019. Esatto, va bene, buon divertimento a tutti. Ancora altre interviste e qui altri personaggi importanti. Signore e signori, Gilberto Simoni era il personaggio nascosto che ti sei tenuto nascosto fino a tavola ieri sera, e no, veramente grande scena con Paolo Bianchini che dopo andremo a intervistare, però poi ti sei messo allo scoperto. Oggi Gilberto Simoni c'è, la prima tappa mi avevi detto la cosa più difficile è svegliarsi. Ma no, dai, diciamo che per me che vado in bicicletta partire presto la mattina è un po' difficile, ma comunque se sa da fa, no? Come dicono a Napoli, oggi la giornata è bella, vediamo di divertirci. Gilberto, se ti dicessi un invito a cena o un invito in bicicletta? Bicicletta, naturalmente. E altra cosa, ma percorso lungo allora? La nottata ti ha portato a una decisione percorso lungo e regolare oppure c'è... perché so che c'è l'attrito, ma Paolo Bianchini proverà l'attacco in salita? Sì, ho accettato questa sfida di Paolo, facciamo il percorso lungo, d'altronde la giornata è bella, usiamola tutta. Ora io vado subito a sentire l'impressione di Paolo Bianchini. E qui l'avevo già anticipato l'immagine su Paolo Bianchini. Paolo, l'attacco a Gilberto Di Simoni ci sarà? Ma no, non lo so, non credo, però strada facendo, sai, si può anche provare, ma la gamba non credo risponda bene oggi. Dopo la scena di ieri sera sarà dura.
Sicuramente siamo stati bene, in ottima compagnia, si è riso tanto, però vi dico che Paolo Bianchini è un gran fondista. Ora dice che la gamba non ha tempo per montarci in bicicletta, però ha vinto la Gran Fondo di Via del Sale, che fondamentalmente la gamba c'è e chissà se veramente sta bleffando o no. Riproviamo a richiederlo, stai bleffando Paolo? No, assolutamente, erano 20 anni fa, ormai la bici è diventata la mia passione, il mio svago, è per star bene, basta. Paolo Bianchini, che ti seguo sui social, oramai è l'amico del ciclismo, personaggi noti che oramai c'è l'amicizia con Paolo Bianchini, col tuo modo di essere, col sorriso, veramente in questa Gran Fondo in bicicletta si pensa, diceva Alfredo Martini, e questo veramente è il motto che Paolo Bianchini sta affrontando il ciclismo e ti fa onore. E non a caso sono qui proprio per questo motivo, proprio perché qui oggi si respira solo la passione della bici, non c'è agonismo, non c'è nulla, ti godi la bici e basta. E con questo augurio veramente tanto, poi avremo modo di rivedersi poi all'arrivo. Grazie Paolo, e si dice buona pedalata, buona pesca no, ma buona pedalata? Uguale, non si dice mai. E fatemi... Non avete visto il gesto scaramantico, signori e signori, Paolo Bianchini. Subito con il primo ospite, ma non lo voglio definire ospite perché mi rappresenta la WISP, proprio quando si parla di cicloturismo non posso che nominare Mario Innocenti. Mario, oramai pronti allo start di questa ottava edizione della Gran Fondo, ricordando Alfredo Martini, Giglio d'Oro. Sicuramente sì, è una manifestazione che in Toscana ha preso campo in maniera assoluta, tanto che il buon Carmagnini l'ha organizzata sempre meglio. Speriamo che anche quest'anno ci sia una larga partecipazione, anche perché è la prima manifestazione che è del circuito del cicloturismo, del circuito dei medici. Quindi sicuramente sarà una manifestazione partecipata e sicuramente sarà una manifestazione che attraverserà i posti migliori della Toscana. Sicuramente una Gran Fondo a livello non competitivo di cicloturismo, come dice Saverio Carmagnino e tutto il Giglio d'Oro, non vogliamo numeri ma puntiamo sulla qualità. Noi vogliamo puntare sulla qualità come sempre abbiamo voluto. Devo dire che ormai le società hanno preso un andazzo tale di organizzazione che ormai si uniforma un po' con tutti, e anche Carmagnini si è uniformato a questo tipo di manifestazione, che naturalmente è quella che vogliamo noi, cioè una manifestazione che accontenta tutti, che è basata sul cicloturismo, non c'è agonismo e c'è assolutamente voglia di passeggiare. Mario, noi ti ringraziamo e proseguo con le interviste. Grazie a voi e buon lavoro. Siamo con il consigliere Poni Stefano, proprio delegato dell'amministrazione di Calenzano. Io direi subito un'ottava edizione pronta allo start, e come sempre quest'anno l'amministrazione a favore del Giglio d'Oro, della Gran Fondo, ricordando Alfredo Martini, e questo quando si dice che il connubio tra l'organizzazione e l'amministrazione è importante, oggi si dimostra. Buongiorno, sono molto contento di rappresentare l'amministrazione di Calenzano in questo importante giorno per il ciclismo calenzanese, in ricordo di un grande campione, e vorrei aggiungere in linea teorica di tutti i grandi campioni che ci sono stati qui nella zona, per esempio il Nencini, Martini, Bini e altri. L'amministrazione come sempre è favorevole a sviluppare lo sport e non certo lascia indietro il ciclismo, uno sport popolare
che tutti possono fare, partecipare anche a livello amatoriale oppure professionale, ma anche e soprattutto a livello amatoriale, come si vede sempre anche la domenica mattina qui quando passiamo ci sono centinaia e centinaia di ciclisti che girano in questa zona, e quindi questo sport sano, bello, genuino, è bene che prolifica, e grazie anche a tutti voi che con la vostra passione e il vostro tempo che mettete a disposizione fate sì che questo sport possa sempre andare avanti bene nel tempo. Con questo ho concluso rammentando che, come ho ripetuto, che l'amministrazione comunale di Calenzano è molto orgogliosa di partecipare a questa iniziativa anche a ridosso del 1° maggio. Grazie. Noi vi ringraziamo a nome di tutti gli sportivi e di tutto Giglio d'Oro. Grazie, grazie mille. I personaggi da intervistare non mancano, signore e signori, e quando dico personaggi, Walter Santillo, anche te pronto e sei davanti già a questo esercito targato Gran Fondo ricordando Alfredo Martini? Assolutamente sì, ho portato la mia fidanzata per farmi compagnia e quindi va bene, che poi è l'amante di Carmagnini, non lo sanno ma adesso lo dico davanti a tutti, no scherzo, se no ragazzi si rischia, si scherza signorina, siamo burloni, no comunque è sempre un piacere quando Saverio chiama bisogna rispondere. Vedete subito l'armonia che c'è prima di uno start. Walter Santillo che è conduttore e autore televisivo, perché non c'è nulla da inventare, io non sono bravo a saperlo perché è conosciutissimo, e questo è lo spirito veramente quando si dice anche che personaggi noti vengono proprio ad animare anche il pedalato, perché con Walter Santillo si ride prima, durante e dopo. Ecco, io no, perché sarò affaticatissimo. Comunque ho notato che questa volta finalmente non si fa vedere perché ha capito di essere antitelegenico e si nasconde, si vede solo il braccino. Fatti vedere! Signore e signori, Walter Santillo e lo speaker Daniel Guidi e Carmagnini. E questo veramente, Carmagnini, questo veramente si cerca di fare i professionali, tutto a modino, per qui ci si diverte, c'è poco da dire. Calenzano in primis, start eventi. Carmagnini Saverio. Walter, un amico, un fenomeno, quindi niente da dire, bravissimo. No, comunque è lui bravo a organizzarla sempre così. Allora, noi tre bravi e lei bella, e con questo buona pedalata e vado con l'intervista. Grazie Walter, il 5. Grande numero 1. Walter Riccomi presentissimo qui all'8ª edizione Gran Fondo ricordando Alfredo Martini. È una maglia importante, si parla del 78, 40 anni fa, e Walter Riccomi era un azzurro è stato importante, e mi ricordo, io mi sono formato perché giustamente sono nato io 40 anni fa e mi è rimasto impresso dove nel 1972 la convocazione ai giochi della 10ª Olimpiadi di Monaco Baviera, giusto? Anni, quanto è cambiato il ciclismo da quei tempi ad oggi? È cambiato il ciclismo come è cambiato tutto il mondo, diciamo. Era un ciclismo puro, era un ciclismo di fatica, era un ciclismo, diciamo, più individuale che di squadra. La squadra serviva, diciamo, nel finale, ora invece dall'inizio delle gare. Però è sempre il ciclismo che attrae la gente, che dà spettacolo, uno sport diciamo pulito. Ricordo che io ho fatto le Olimpiadi nel 72, ero dilettante, poi sono passato professionista con Alfredo Martini e diciamo con Alfredo Martini ho fatto 4 mondiali da professionista anche. Io ricordo Alfredo come una grandissima persona che mi è stato sempre vicino, siamo sempre stati amici fino a che non è morto.
io ringrazio voi che mi avete invitato a questa manifestazione e sono molto, molto contento. Noi Walter ti ringraziamo e ti lasciamo ora giustamente a goderti questo momento perché è dedicato veramente a te. Va bene, grazie, vi ringrazio a voi, vi ringrazio a voi. Siamo con, non so se lo riconoscete, però signore e signori ve lo presento io perché vestito da ciclismo noi siamo abituati a vederlo, però non so se tutti sono abituati. Yuri Keke. Yuri, ti sei rilasciato nel 2017 qua allo start, 2018 ti sei subito ripresentato, questa gran fondo l'hai presa a cuore. Sì, perché sono a casa e quando posso sono presente, lo faccio con molto piacere. Poi Saverio è un amico, mi invita sempre, abbiamo tanti amici, oggi c'è anche Gilberto, ho visto con Simoni. È una grande festa di sport e quando c'è questa atmosfera mi fa sempre molto piacere partecipare. Yuri, sicuramente un percorso è cambiato quest'anno rispetto al 2017, ma secondo te questo dislivello è più faticoso o meno? Cosa ne pensi? Guarda, sono state che ho fatto qualche volta e un po' conosco, è impegnativa, molto impegnativa, dipende sempre però come la prendi. Sono salite soprattutto la prima, quella delle croci, che io soffro tantissimo, soprattutto perché all'inizio, però con il giusto ritmo, con la pedalata tua, senza forzare, secondo me si può fare tranquillamente se ha un minimo di allenamento. Poi ripeto, oggi è questo che mi piace, lo spirito non agonistico, perché dovrebbe essere secondo me sempre così, è quello che ci permette di passare una bella giornata in grande serenità. Poi uno ce la mette tutta, sempre anche quando devi fare la gara, ma è sempre molto più bello. Yuri, e chi ha difficoltà poi c'è questi ristori che non guasta mai, so che sono buoni. E questo ristoro sono assolutamente performante, sono molto bravo, lì proprio mi viene bene, il ristoro mi fermo, lo guardo, ne parlo, lo provo, quindi lì sono molto bravo, molto meglio di che in salita. Yuri, ti ringraziamo e veramente, veramente grazie. Subito sono con Elisa Lari, Presidente Federazione Ciclistica Italiana Firenze. È importante sicuramente quando si parla, siccome si parla anche di Giglio d'Oro, del ciclismo che conta, non poteva mancare un componente della federazione. Anche te pronta a questo start? Sì, è bella giornata oggi qua nel ricordo di un grande come Alfredo Martini, quindi non potevamo non essere presenti e rispondere all'invito di Saverio Carmagnini e del tutto il suo staff. Sicuramente ti avevo lasciato domenica su una categoria di allievi juniores, oggi qua in ambito amatoriale, divertimento, però questo dimostra il filo proprio conduttore che c'è tra il ciclismo che conta e quello amatoriale, può essere un buon sinonimo. No, infatti è bene seguire tutte le categorie sono importanti e quindi oggi siamo qua, poi abbiamo i nostri ragazzi impegnati sulle strade nelle varie manifestazioni, quindi insomma belle giornate di sport a cui è bello partecipare.